La notizia è freschissima, l'ha data questa mattina 13 settembre 2024 il New York Times citando come fonte alcuni funzionari dell'Unione Europea. Il presidente americano Joe Biden starebbe dando la sua autorizzazione all'Ucraina ad utilizzare armi di produzione occidentale a lungo raggio che possano quindi colpire il territorio russo, a condizione però, sentite bene, che queste armi non siano statunitensi, quindi armi occidentali a patto che non siano però statunitensi. Ecco, a me non piace mai essere volgare, però c'è un detto gergale che dinanzi a questa situazione viene in mente, che dice più o meno così, lo cerco di abbellire. Ad alcuni piace essere omosessuale con il fondoschiena degli altri. Ecco, questo mi sembra esattamente il caso e mi chiedo come mai e come sia possibile che i paesi europei continuino ad accettare di versare in questa condizione di masochismo. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.